Il Conad continua a non dare risposte, continuiamo a chiedere, ovviamente sulla informazione che ci hanno dato di un esubero di 6.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, di sapere almeno dove sono ubicati sul territorio nazionale e non danno assolutamente alcuna risposta. Centinaia di lavoratori del veneziano continuano a rimanere col fiato sospeso. Dall'incontro convocato a livello nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda Auchan Conad e sul futuro delle migliaia di dipendenti che stanno vivendo il cambio di insegna sui negozi dell'ex colosso francese, non arrivano le notizie sperate. La Regione ha offerto la propria disponibilità a favorire un confronto sindacati-azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti, che impiegano complessivamente 1.500 dipendenti. Noi sì, siamo abbastanza favorevolmente colpiti da questa volontà da parte della Regione, però siamo anche fortemente dubbiosi da come si sta atteggiando Conad nei tavoli, diciamo, istituzionali. Quindi se al Mise si sono comportati così, non so per quale motivo in Regione Veneto dovrebbero comportarsi diversamente. Nel veneziano, per quanto riguarda Simpri, la proprietà è passata di mano in 2 punti vendita su 3, Quarto d'Altino e Mira. Su Mestre rimane invece un punto interrogativo. All'Auchan, sempre di Mestre, dove contando anche l'indotto, secondo i sindacati sarebbero in ballo circa 750 posti di lavoro, il 30 ottobre si era svolta una manifestazione proprio per chiedere chiarezza sul proprio destino. L'unica cosa che si sono sbilanciati a dire è che probabilmente la ristruttureranno da 2 piani a un piano solo, quindi pensare che da 2 piani a un piano solo non ci siano esuberi la vedo un po' complicata, anche se loro hanno dichiarato questa cosa.